signori, possiamo cominciare e io comincerei col dirvi tutto quello che mi è arrivato, così se qualcuno capisce che io non ho ricevuto, magari mi manda se ce l'ha già pronto. Allora, io ho la preghiera amerindiana di Tarcisio Jean Marais e l'abbiamo già letta la volta scorsa. Poi ho Solotomana di Romanella Rota. Poi ho Oltone e Messa ai Togni di Simone Dominoni. Poi ho Gara Concours de Bal della Teresa e del Joan di Marisa Cavallari. Poi ho Seul Cantù del Mecoeur della Nadia Benedetti. Ho una poesia di Gnecchi, scritta da Luigi Gnecchi, che mi ha mandato Carla Caccianiga. Poi ho Olle Ulmo Mai di Michele Capaccioli o Capaccioli. Capaccioli. Ecco, Capaccioli. lei mi deve dire, Michele, se la vuole condividere oppure no. Stasera sì. Stasera sì, perfetto. Poi ho All Course de Dialect di Mauro Rota. Poi ho Oltone il passa al Porto del Diaol di Giulia Rota. Ho A me Pader di Tiziana Caccianiga. Ho Sita Olta di Valeria Generoso. Ho Le Bastandà di Silvana Scandella e ho Un giro in paese di Gabriella Vinci. È arrivato qualcosa anche da Chiara Imperio, però io non l'ho segnato. Dico, me l'aveva anche corretto. Certo, ma non l'ho segnato sul mio elenco di oggi. Ah, ok. Ce l'ho, Okay. ma non ce l'ho segnato qui. Mi ripete il titolo, così me lo metto qua. All Decathlon Contrat. Ah, perfetto, All Decathlon Contrat. Certo, me la ricordo. Perfetto, io non ho altro. C'è qualcuno che ha mandato dell'altro e che io magari non ho ricevuto oppure l'ha mandato più tardi? Io ho mandato una storia che ho scritto, sì. Però non so quanto è passato da quando l'ho inviata, però non tanto, perché prima non ho avuto tempo. No, allora facciamo così, me la rimanda Michele, per favore, perché non l'ho proprio vista. Va bene. Scusami Giusy, te l'ho mandata. Sì? L'ho mandata. È lunghissima, sono 3 versioni di linguaggio bergamasco, bellissime. Porca miseria, mi dispiace di non averla vista. Giusto Michele? Giusto, sì, sono 3 grafie diverse. 3 grafie bergamasche diverse. Non l'ho proprio vista, mi dispiace, chiedo scusa, scusatemi, no, andrò a casa, verificherò. Però vabbè, se me la mandi di nuovo Michele, posso darti del tu sei un ragazzo, potresti essere mio figlio? Sì, ma certo, Posso, non c'è grazie. problema. E allora se hai voglia di rimandarmela, così sono sicura di avercela. E magari è verissimo che me l'ha mandata Tiziano, ma io non l'ho vista. Ma mando adesso? Sì, ma non la vedo adesso, perché sennò faccio pasticci. Sì, dopo non c'è problema. Tanto di sapere cosa mandamela quando vuoi. Sì, va bene. Va bene, grazie. Grazie a te, no, grazie a me, grazie a te. Allora, signori, i lavori sono tanti e sono tutti belli. Noi l'altra volta abbiamo sentito preghiera amerindiana, Solotomana, poi abbiamo sentito, dunque, ditemi voi, Oltone e Messa ai Togni di Simone Dominoni, la gara Concours de Bal l'abbiamo sentita, anche sul Cantù del Mecoeur abbiamo sentito l'altra volta. A me pare di sì, però non vorrei averla letta da sola. Sul Cantù del Mecoeur, allora sì, l'ho letta. Sì, quindi ci resta sì, l'abbiamo sentito quello. Ci restano da sentire la poesia di Luigi Gnecchi, di Carla Caccianiga, che è lunga, per la verità, piuttosto lunga, ma bellissima. Poi Olleu al Mola Mai di Michele Capaccioli, vero? Sì, corretto. Corretto, Capaccioli. All Cours de Dialect di Mauro Rota e di Giulia Rota Oltone il passa al Porto del Diaol. Poi di Tiziana Caccianiga A me Pader, di Valeria Generoso Sita Olta, eccetera, 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 fino al Decathlon Contrat di Chiara Imperio. Questi signori che l'altra volta non sono stati sentiti vogliono leggere il loro elaborato. Per esempio, partiamo da Carla Caccianiga che mi legge la poesia di Gnecchi. C'è?
Ecco, sì, ci sono, ovviamente non sono la Stefice, semplicemente è stata scritta da questo poeta dialettale Gnetti, insomma, perché era amico di mio papà, quindi ho ritrovato quella, io non mi sono cimentata, devo essere sincera, non sono così brava, però posso provare a leggerla. Dai. Allora, auguri agli sposi. Sposi car, quattro volte capita ai poeti del Strepas, come quel che adesso al Ciacula, Io la sento malissimo. Io la sento malissimo. Non lo so, perché io non ho... Adesso la sento bene. Ah, allora forse perché avevo il foglio davanti. Allora, vabbè. Lo devo ricominciare da capo. Brava. Allora, dai. Sposicar, quac volte il capita ai poeti de Strepas, come quel che adesso al Ciaccola, col pericol de dan pas, de sai migan del parlà, de che bandan comensà. All'è quando che so a tavola con persone impunia nante, proprio come se verifica per i scior che godenante, fra la quale poi comenza a essi sposi de scienza. Me par quasi gna de credega ai meuc, chi sbaglia miga, deves che attrae sema ui brindisi per i sposi caccianiga, che finito il so bel ni, gli ha impiato det ol fogarì. Quel mel sera za le logica che il vegnes a sto bel de, mal parla per certe calcoli che il fedessa piuttosto indre. Il piuttosto indre. Piuttosto indre. Il pommarut alle crodat e il nos Paolo il s'è sposato. A brasset d'una simpatica qua graziosa e bra sposina, anche te se incaminet a partire de stamattina verso la luna mia del ciel, ma che l'otra della mel. La bontà o il bel carattere, l'istruzione, l'intelligenza e soprattutto nell'arte medica l'onestà della coscienza è virtù che garantesse d'endamigan di pastes. La salute, per mantenerla, tegemia de fa fadiga, perché il liber dell'Ippocrate ti è studiato riga per riga. Certo, in casa du dottor, le malfaccia Paul Fregiur. Nel te manca che l'isperet, mica certo canforat, che del dat bravura e pratica per curare ogni tuo malato, da forza e volontà per i proe chi vegnerà. Costa rassa de pilaster, chi tempe la vostra gnu, genegot che il pol dividela, teremoc gna inundasiu. Semper bel alzarà il fiur del vos be e del vostro amor. Me vengure che a sta tavola ansema iscec zagrancia lur, coi parece la trisaula am se troe per faga un mur e a festa certo più grande io ste nozze di diamante. Finito. Bella, bella, molto bella, eh? Le nozze di diamante, bello. Vogliamo tradurne un pezzettino almeno? Ok, allora. Sposi cari, qualche volta capita ai poeti da strapazzo, come quello che adesso parla, che col pericolo de dan pasta, non so cosa significa. Di dar fastidio, di dare noia. Di dar fastidio, di non sapere nel parlare da che parte cominciare. E è quando che so a tavola, vuol dire a sono tavola. A tavola. Ok, con persone impuni, vuol dire impunite. Un poco. Ok, davanti, proprio come si verifica con i signori che ho davanti, fra i quali poi cominciano a esserci, per prima di tutto, insomma, gli sposi, gente di scienza. Perché mio papà era medico, mia mamma era farmacista. Mi pare quasi, neanche da credere ai miei occhi, che però non sbagliano, di vedere che si tira insieme un brindisi per gli sposi caccianiga che, finito il loro bel nido, hanno acceso all'interno il focolare. Il focolare. Quello lo sapevamo,
già era logica che si arrivasse a questo bel giorno, ma sembrava per certi calcoli che si fosse piuttosto indietro. La mela matura è caduta e il nostro Paolo si è sposato. Perfetto. Ma devo andare avanti? No, direi che va bene così. Può bastare. Okay. Sì, può bastare, va benissimo. Brava, bella la poesia, molto bella, farà molto piacere a signorelli sentirla. Ovviamente grazie. a me fa piacere, nel senso per ragioni mie personali, però ho detto è talmente carina che la metto. Ma anche al Ducato fa piacere. Condivido. Tutti gli iscritti di Gnecchi fanno piacere al Ducato. Ok, grazie. Grazie. Partirei con Michele Capaccioli. Allora, arrivo. Allora. Eccomi qua, scusate, stavo cercando di riprendere il file. Allora, posso andare? Ecco, Okay. prego. Inc ele contasse ulaur che messo cedit che il macambia la eta. E le fa in bergamasc per fagase una gregnada anche se le ulaur mia bella. O il bergamasc al me fa dirti e per me è la maniera più giusta per iaga fan capì. Insomma, contala un po' e fa un po' il bambo. Ecco, sì. Sento che lei, si fermi un attimo Michele, Sì. Sento che lei non fa le O con la dieresi, bisogna farle sentire bene. Contala se. Contala se. In che öle, Okay. conta se ulaur. Capito? Sto cercando di migliorare, grazie comunque. Ricomincio? No, andiamo avanti. Ok. En più, e le anche ringrazia tutti i bergamaschi che mi ha dato una mano e più in generale alla determinazione che ha perché i bergamaschi gli dur de co e il mola mai. Lei sta leggendo, chiedo scusa Michele, lei sì. sta leggendo la sua versione, non quella corretta, vero? No, perché non l'ho ricevuta. Non le ho mandato la versione corretta, non ci credo. Va bene, va bene. Magari è andata nello spam. Mi sembra molto strano, però va bene. Sì, va bene comunque. Chiedo scusa. Niente. Va bene, allora. così è più fresca. Del 2017 go u de faco l'agenzia di entrate perché i gera de dam indre i soci ata di gemia. A moment è niesteta che i gan piegat è una stupidata via l'otra. Tra u laur e l'oter. Tra u laur e l'oter de quando son dai se la prima volta e a quando mi ha pagato che passa quasi 2 anni. Anche quando che sono da sé in Inghilterra lavorare per un po', me in del dove ho pagato di più, pota, ma l'inglese è un'altra lena, è un'altra maniera di fare, è un'altra che ho fatto la domanda in 4 e mi ha pagato. A Cal tra il 2016 e il 2017 ho cipato di impegno che ho ciapat di impegno che so mi arriata a rispettare sempre perché l'agenzia di entrate l'era André. Se i mesdac i meo mela euro in 2 mis come i gera de fa avrei mi ha passato che la paesade le paiasade le a lei mia bella a riaga mia a pagare la Z perché lo Stato alga de date in drei soci. Sema al mea ocat a anga domanda per piacere se i geria a deciulassi un po', ma mi adoma per me, anche per toci oter, te iga uto il coraggio de diga la ocat de mia proaga a passante ai oter. A una certa la ocat per ria a
Aigatra, la Dusi fa una lettera de Messamora. Amo prima de Rampafo, che il caso che ho Dusi reinventam fo, da ultrasa che il studiat per Riaga Tira a Caergota. Ecco, Michele la sì. fermo un secondo. Sì. Se lei controlla, poi io gliela rimanderò, però se lei controlla, io certi giri di parole li ho tolti perché sennò non è chiaro. Quando lei dice per esempio, allora, le mie belle, Riaga mia paga la set perché è stato a Gadedat Indre di Solc, e io ho aggiunto e l'istanta a datei, e quindi ho già messo una pietra miliare su questa cosa. Qual è il problema? È che lo Stato non restituiva i soldi. Dobbiamo battere sulle cose comprensibili, perché se no ci perdiamo in molte parole e riusciamo a dare pochi concetti. A un certo punto lei dice, a un certo momento la OCAT mi legga da lì. Allora, a una certa la OCAT per Ria Aigatra, la Dusi fa una lettera de Messamora. È questo? Sì, io ho messo a un certo momento. Per vegna la Öna, perché è questo il nostro modo di dire. Mia per Vigatra. Per Vigatra, Damatra ce lo diciamo fra noi, no? Dammi retta, ma lui non voleva avere retta, voleva raggiungere lo scopo che si era prefisso, cioè quello di farvi avere i soldi. In questo caso si mette per vegna la Öna, vuol dire per arrivare alla fine, alla conclusione della faccenda. Ci sono un po' di cose così, se lei se la riguarda si renderà conto che come l'ho messa io è esattamente quello che voleva dire lei, ma con meno giri di parole e più comprensibile. Però se non le dovesse piacere, lei legga pure la sua versione. Assolutamente. Allora, io le confermo che, ecco, purtroppo non l'ho ricevuta. Perfetto. Gliela rimando. Sì, grazie. La rimando stasera. Grazie. Grazie a lei. Posso, allora, continuo a leggerla oppure no, mi fermerei, la prossima volta? Mi fermerei, ecco, perché sennò non riusciamo a sentirci tutti, e io invece volevo sentire tutti quelli che ci sono. Se abbiamo un po' di tempo gliela faccio finire, perché questa qui è una storia che prende oltretutto. Sì, è vera. È vera, quindi, immagino. Sì. Allora, vado da Mauro Rota, che ha scritto il corso del dialetto. Dov'è? Eccomi. Eccolo. Buonasera a tutti. Buonasera. Mi sentite? Sì. Perfetto. Allora, il corso del dialetto. Madonna me. Amo quote le su e ma siamo finito il corso. Alle ulat. Al me proprio piaciuto. E poi la maestra Giusy le proprio staccia brava. A lei mi sta bel fa. Se, perché prende tutto, anseran tance e ognuno con la sua formazione. Con una differenza d'età e in più tutti in giro per il mondo. E poi dopo, ma proprio è come la guerriada, teniamo insieme a tutti a parlare e a mettere a detta anche taccia informazioni sulla cultura bergamasca. Ota, con che la diavola di una rosina e il suo puer bambos di tone, ma imparato taccia espressioni. Ma più che tutto, anche io la prova che il carattere della nostra gente l'è proprio questo. Anse di gran Laurentù. Il das che ingabie o cervello piccini, ma il cœur de sigur le gran. I manca mo le ultime quote le su del mis de mas e se anga de scriso quote ciacole per fare quel che m'ha imparato. E allora oia de lauras al tema dos. Le me inoltre fal che de svolte dire. Poi martera a me. Pota. Spero che la maestra la dente mia bretina quando la leserà me poi. Se de no, han parazona grignata. E le vecchie anche a me l'H l'ha mangiato il lever come il Giopì. A spero nome che ho il Giopì al me capesse e il medaghe mia tacetare l'ade col suo termometro. Viva il dialetto Bergam! Grazie. Ecco qua. Perfetta, oltretutto letta con grande chiarezza, quindi io vi chiedo, avete bisogno della traduzione? Scusate, cos'è la brettina? La brettina è il cappello? No, la brettina è arrabbiarsi. Denta bretti
Vuol dire arrabbiarsi. Arrabbiarsi. Sì, ma ha senso quello che lei dice del cappello, perché la berretta degli uomini un tempo era scura, se non nera era sempre di colore molto scuro, o marrone scuro, o blu o nera. Quindi diventa bretì, vuol dire diventare nero, quindi arrabbiarsi. Ok. Perfetto. Allora, al cor de dialetto, io ho qua Giulia Rota, Oltone passa al Purtù del Diavolo, c'è? Grazie. Sì, ci sono. Brava Giulia. Se volete provo a vedere se riesco a condividere lo schermo. Ma il nostro Piazza non ce lo condivide? Così la leggete anche con me. Infatti. Provo. Allora, vediamo. Vedete? Eccola, sì, perfetta. Ok. Aspetta, chiudo questa roba. Ok. Oltone il passo al Purtù del Diavolo. L'era uide de agost, cold e fosc. Doma una settimana e ghera la fera de Sant'Alissandro. Oltone il turna André della Caditasso, la ferradina, dopo che l'era laureat in cap de Morù tutto il de. L'era dre che il camminà e il trersao il Purtù del Diavolo, quando la sentiu tru, usso melec. Sora del Purtù, to du tracce, ghera più i cap, i cai chi tirai i carec, cioè i carec ghera mo, ma senza cai, in da troppa la svelta, e che bordel. L'era differente come il si ricorda, messo me adesso in una città del futuro, pensa Altone. Mia la morla ghera più. Al posto della fera, ghera una cagranda e senza finestre. Ghera scric, S lunga. Una S lunga. Cosa è la po'? Se domanda Oltone. Oltone cammina per Borg Palace e se domanda dove o il sol de sas. Gheu straduto gris e cold, tutti stessi. Indoè le fomne chi la i pagni del morla. Doè i scetti chi zogadre al fos. Doghere cap che doma di palassù. Doghere butighe in cui negozi di match. A proposito de match, o il manicomio l'è finito, al pensa Oltone. Possibile. In dudè. Quando che sondascia Laura, era modre al falsò. Cosa foi? Ndo soi? Ndondoi? Oltone il vadrec per Bor Palace e il vede una fontanella, al bif. L'acqua è buona, ma la sendono per te. E la fontanella? De che banda l'è riada? Una volta che era mia l'acqua potabile de per tutti. Me sono rinfrescata. Però me godendà dall'osteria. Goia de ubiceri, de che il bianco, de che il bu. Ma l'osteria il che più, in cui le tutte diverse. Che bar. Ma, e lei che so zammocciocc, l'unica spiegazione. Però il fornello è mole. Oltone il samia se le cioc, se il dorma, se la ciappa troppo tansul o cosa. Per ditin del passato, Oltone l'è riata in piazza Sant'Anna. Una piazza che mi ricorda mo la ca di Porec, al contasso Oltone entra di lui, che è la buonanima del Monsignor Noli, quan becche le faccia ai Porec, ai vecchi. Infatti Monsignor Noli le era tirato su il ricovero per i Porec, chi era negotte, mi ha una famea, mi ha una pensione. Però, dopo dell'Unità d'Italia, guidata dal battaglione dei Mela Bergamasque, anche in Borg Palace era oia de neuf, de cambiamento. E allora gli ha buttato la casa di Porec per far su una piazza piena di palcia, sotto il sul che te il faccio Paolo Po quando che te gede Laura. Piazza Sant'Anna con l'edicola, i piantù, i scagni per Sentazzò, l'era tutta una novità de quel de lì. Oltone il cor per lo stradù e il troll pud della morla, che è il col San Gioan. Ah, che sto me riconosce, però la morla, poverina, arda come le secca e piccinina, e che spessa, me ricorda mia sto dur, sto smorbamet. Infatti, che l'era pensata, una zuone la esò della altra banda, coi du anche il someo urat, taccata e una cadena rossa. La zuone le tutta bellina, ma vestita in una maniera che Oltone le che par vestita de carneal. Scuse, gli domanda Oltone, che delle pode che hai? Pasqua, desde aprile del 2022. 2022. 2022.
Oltone che cred mia. L'era il 1872, quando l'era Mela andato... 872. 1872, quando che l'era andato fuori ca per lavorare la serradina di Siurtasso. Altone che mal, al borlaso il picalcon de te, il picalcon in terra. Quando se l'era sbaldit fo, le tuet come si ricordava lui. Il turna in dre, in bocca via Torretta, bröta la sende cap, con lo sterifomne chi la i pagni del morla e a resenta, i scettin che il zögen sul sentera. La va fino a Santa Caterina, dalla sua Rosina Bella, che le dre a cucinà. De che banda è, niente, le 3 ore che ti aspette, ma fo che il denta frec. Rosina, te podet mi immaginas, so stacen del futuro, in del 2022. 22. Bergam l'era tutta nuova, i strade larghe, senza ru, carretti senza cai, ca senza finestre, pala su de se spia, o perché? Alla bar la fu, cosa che te po, te se stascia bis tutto il day, inventa una scusa più buona. Adesso che te se che, le ura de mangià, che sta le bella, le stascen del futuro. Brava, bellissima, bellissima, brava Giulia, brava, veramente, Grazie. brava e divertente, brava. Bello. Allora, Oltone passa al punto del diavolo. Ame Pader di Tiziana Caccianiga, c'è? Ci sono. Via. È molto breve la mia, io non sono così Ma molto bella. poetica, Molto bella. però faccio presente una cosa che alla lettura della poesia di Luigi Gnecchi ero presente anch'io, perché erano i miei zii, quindi che bello. piccolissima, Caccianiga, certo. Piccolissima, ma c'ero anch'io, ero la prima nipote, e quando parla della Trigavola, perché c'era ancora, la io non nonna, la ricordo, la mia bisnonna. La sua bisnonna, La mia bisnonna, io non ricordo, è morta che avevo forse 2 anni, però c'era ancora, ecco perché parla di Trisavola. Della Trisavola, certo. Era presente. Va bene, questo volevo dire. Allora, a me Pader, després mi domande perché ti senti via. Diremo bisogno di te, di toccare del tuo amore. Le chiedo scusa. Questa è una poesia vera, quindi la prego piano. Piano? Torno da capo? Sì, dai. Després mi domande perché ti senti via. Diremo bisogno di te, di toccare del tuo amore. Diremo bisogno di tuo consiglio, della tua grignerola, della tua tenerezza. O te palpassa e fo fadiga abituarmi. Scusate. Te me manchi papà, te che tant di te sono orgogliosa, ti ringrazio per il vecchio gout, per tutta l'educazione che ho ereditato, per te che sono me fino a mai e messo contenta. Adesso te siete sicuro contenta con la mamma. A me senderà in tampa adesso la eta le dura, veo le be, Tiziana. Perfetto, bellissima, bellissima, da leggere piano, lentissimamente, lentissimamente, perché qui ci si fa prendere dall'emozione e non si deve. Bella, veramente bella, complimenti. Grazie. C'è un pezzettino che è molto bello, che però non abbiamo capito perché lei l'ha letto velocemente, quando dice per teuc. Te me fino a mai, cioè vuol dire per tutti quelli che mi vedono, io ti assomiglio tantissimo e io sono contenta, però me lo devi dire piano piano perché sennò ci scappa via. Invece è un bel modo di dire. Grazie. Grazie a lei. Ma di cosa? Valeria è generoso, si taolta. Pronto? Pronto? Ci provo perché piano. Sono una frana, per questo. Brava, dai. Allora. Tu di che somata, ma mi sono innamorata della mia città olta. Piano. Le ho passato i miei primi anni tan contenta, ma mi si ricorda che una volta in piazza Egia c'era tante corriere di turisti, una in banda all'altra. Per fortuna che adesso i più,
ades anvet la piazza con tutto il suo splendore. Ho passato tante volte la stradina prenda a scuola senza mai sapere che la secciames scortarola. Ho imparato che i penigarole e i lucciole. I lucciole? E questo grazie al corso dei dialetti bergamaschi dell'insegnante Giuseppe Bonacina. All'era tempo che parlai più il dialetto bergamasco, ma grazie a quando ho conosciuto il mio compagno, che per disgrazia adesso al più e che veniva di Berben, era cominciata a parlare. In principio ho provato con lui a me messo registrata. Madonna mia, quando sentì come parlai, ho ciappato pura. Poi, col passare del tempo, adesso al parle un po' meglio. Brava. All'inizio lei dice una cosa molto bella nella poesia, ma non si capisce da quello che dice lei. Cioè, voi mi potete prendere per matta, ma io sono innamorata di Citalta. Allora, più di dim che somata. Lo ripeta per piacere. Più di dim di che somata. Un'altra volta, bene? Più di dim di che somata. Più di dim che somata. Che somata. Potete più di dirmi che sono matta. Più di dim che somata. Che è perfetto. Di che somata. Perfetto, grazie. Grazie a lei. Silvana Scandella, le bastandà, doela. Ogni tanto noi perdiamo. Va bene, è un po' lunghetta, quindi non gliela faccio leggere tutta, però mi è piaciuta da matti e soprattutto la passo direttamente a Signorelli, così la mette sul nostro giornale, perché questa è una storia di vita vissuta con tutte le difficoltà e con tutti gli escamotage per venirne fuori che faceva una bambina piccola, quindi mi sembra perfetta, però me ne legga un pochino. Va bene. Le bastandà. Quando ha cominciato le sue bergamasche si è proprio in una brutta situazione. Si è proprio col morale a terra. Piano. Am sia inizi in Italia per Nadal e proprio in del periodo più bel di feste la mia mamma la si è malata e poi de dopo la ghia più. A ghia moi lacrime a ioc quando m'ha cominciato a trovare ogni lunedì sera per i nostre tavole di conversazione. Come dice che si intende lingue in bergamasco. I prime volte mi fai mia si in banda al mio e ascoltai. Scrive i miei appunti e disia tra di me, sa poi come che siamo trocciapada col medulur. A Belasiga soriada a me detto il co in quel che mi ha trattato insieme. La Giusia lo traset del corso. Madonna mia, me mia di corso se non la Giusia la dienta bretina. Disegno, sul tema a Cicerà in bergamasco. E allora ho capito che sta lì, ha sentito chi bella urso e tradizioni di Bergamo, sono espressioni del parlare bergamasco, che esse belle e piene di cultura proprio della nostra terra, lì è una maniera di botar sdetti in quel mondo che lì è di mia genitura. Lì è il sistema di stagamo a proof, ma senti che insieme a me. È una maniera di tornare a quando si è piccinina e sentire a parlare bergamasco. Mi sta in da Svizzera e in settimana sta in casa il così del mio papà con la sua fonna perché in me in da Laura. Sto così del mio papà lì a poi il suo padrone del Laura, ma lì a più è di lui, tanto che il più di è suo padre. L'era partita per la Svizzera tatte prima e parlava bene il tedesco. Dopo a me, in settimana parlai il svizzero tedesco e al sabato e la domenica sentivo il bergamasco e in me i parlava tra di lui. Difatti ho imparato l'italiano in mezzo a due dialetti. Ma cos'era per una lingua? Alle nome dialetta che avevo fortuna, che ragiona le nasciti se l'italiano e poi io tre lingue. Disie, in me i parlai in bergamasco, ma a me i ma parlai in italiano. Difatti, me so di quella generazione che la più di mia parla bergamasco. Se da noi disia che mi dà male a scuola. Ma a me, che siamo de piccenina, mi piaceva tante lingue e si è bella destra, quando i miei parlava tra di loro in bergamasco,
e a me in italiano, mi risponde tante volte in bergamasco. Se la parla a lui, perché più di me a parlare a me. Mi ricordo che una volta il mio papà mi dice in italiano: Silvana, a fare in cucina a te una banana per piacere. E me che si intenta a giocare, rispondite sempre a me, sempre a me. E il mio papà mi dice: a chi guida diga, a tua sorella che lei è in Italia, e me in che ardai alla mia mamma, arda lei era tua forna, digala lei. E un'altra volta, al passare sul padrone de ca, drei scale, e me curiosine, gli sai chi che l'era che il mio so. Allora ho tirato la tenda dalla finestra della cucina del nostro appartamento e go dice a me: al passare sul vegico la sua regina. A dire prima che il cucina del mio papà gli ha po' al suo padrone de Laura. Alias del stesso paese del mio papà, un'ur, e il parla in bergamasco il suo operario. Il mio papà fa il gessadù, Gipser, mi diceva in Svizzera, ma col bergamasco e col tedesco il mio papà fa una mesciata con i nomi. E allora poi a me ho imparato che non le, e a me adesso assomiglia buona di dire in italiano. Persa. Non so se mi sentite ancora, io non la sento più. Io non la sento più. Fa niente, magari la prossima volta riusciamo a sentirla meglio, però è veramente carina. Io ho qui invece, andrei avanti, intanto che la signora Scandella cerca di riconnettersi con noi. Ho la signora Gabriella Vinci che ha scritto Un giro in paese. C'è Gabriella Vinci? Sì, che ci sono. Certo. Io non immaginavo che lei fosse così padrona del dialetto bergamasco. No, ma Allora, per me è stato difficoltoso anche perché io non ho origini bergamasche, però mi certo. piace comunque l'aspetto linguistico un po' anche di tutti i Certo. dialetti. Non amo molto parlare il dialetto, quindi non parlo neanche quello siciliano, però lo conosco perché lo parlano i miei. Del dialetto bergamasco non so nulla, quindi ho cercato di prendere, di ricordare un po' i modi di dire, anche quello che sento dai miei alunni ogni tanto, certo. Però da lì a metterlo per iscritto e a costruire una breve storia, infatti l'ho consegnata alla fine perché veramente è stato difficile, infatti il testo è brevissimo, ecco. Allora, è bellissima, ma io che ce l'ho da qualche parte, Chissà quanti errori. adesso la trovo. Allora, lei deve avere pazienza perché io mi porto dietro. No, questo non c'entra. Questo è ottomano, non va bene. Però se c'è qualcuno che me la fa condividere, io sono molto felice perché io sono la volta ce l'ho. Un giro in paese, sa che vuoi. No. Eccolo, pronti? Un giro in paese. Allora, si tratta di una storia inventata, questo lo faccio leggere a lei, che me lo legge bene, di sicuro. Okay. Allora, si tratta di una storia inventata, il racconto ritrae un momento della giornata di due coniugi in pensione, i nomi sono anche inventati, Fernandì e Marieta. Sono due personaggi alquanto rozzi, abitano in montagna, quindi scendono in paese una volta ogni tanto per poter fare il loro acquisto, piuttosto che Fernandì in particolare andare al bar. Quindi le scene sono suddivise poi in 3 momenti, quindi una al bar, uno dal salumiere e l'altro poi il raggiungimento dei coniugi al bar. Quindi allora Fernandì entra al bar e dice allora Tonio, che è il barista, risponde dicendo che mia mal Fernandì, un du col bianc. Un attimo. Allora, un du col bianco vuol dire un bicchiere, una bevanda, che in questo caso lei mette un Campari, diviso in 2, quindi un du. Ah, quindi un du col bianc. Un du. Non è facile da dire. No, un du.
Un du col bianco. Col bianco. Chiedo scusa, quella che mi ha passato, mi pare Simone, vero? Simone mi ha mandato lei la condivisione? Sì, la stavo andando io. Sì. Bravo, però è quella non corretta. Come facciamo? Però quella corretta a me non è arrivata, a meno che non sia andata a finire nella spam, non lo so. Non ne posso più di questa. Io sono un disastro. Cioè non ho controllato nelle spam onestamente, però no. Non l'ho. Allora rimando anche a lei. Michele Capaccioli e Gabriella Vinci sono da rimandare. Andiamo pure avanti, tanto ho corretto proprio sciocchezze. Ok, allora Fernandi poi dice desde fo, svegliati, perché il barista non fa nulla in sostanza, è molto lento. Tonio risponde dicendo mo che la ocio e Fernandi cervel de poia. Cervello di gallina. Cervello di gallina. E Tonio sta so de dos. Sta so de dos. Fernandi, dove è la gazzetta? Legge doma la pagina di Mork. Lese doma la pagina di Morch. No, legge. Okay. Lese. Doma la pagina di Morch. La pagina di Morch, io pensavo Mork. Morch. No, Fernandi. Dei morti, sì. Fernandi, cosa la fa l'Atalanta? Tonio dice negot. E adesso la scena si sposta in salumeria davanti ad una porchetta prelibata. Marieta dice tasse bue belle ma tasse car. Dofete de crud ma fine polente Picasso. Allora, dofete de crud ma fine crud. E polenta e Picasso. Polenta è qualcosa su cui picchiettarla, giusto? Dica bene polenta e Picasso. Polenta e Picasso. Picasso. È difficile. Picasso. E continua dicendo, formai la bocca le mia straca se la sente mia delaca. Deaca. Di vacca. Marieta quindi esce dalla salumeria, saluta, si ricongiunge al marito, quindi sente il marito che si rivolge al barista con sarcasmo e dice «Che sodoma di sbambosade, fa l'om». E poi la fioccat bass, quindi sta indem, andiamo, quindi due escono e se ne tornano a casa. Domanda, questa qui è farina del suo sacco? Sì. Brava, allora brava veramente. Ma io ho impiegato veramente tanto tempo. Ci credo. Cioè, da quando quindi da Pasqua, praticamente dal 14, fino a quando l'ho inviata, quindi il giorno della scadenza, il 9 di maggio. Quando poi non sapevo che cosa scrivere, ho detto va bene, bergamaschi, insomma io penso al mare, qui la montagna, montanari eccetera, vabbè cerco di... No, però sì, ho pensato un po' al modo di dire, perché poi sento... Ma va benissimo, è proprio così che si deve fare. Quindi... Perfetto, grazie. Poi mi sono aiutata anche con il dizionario. Ho cercato su internet il dizionario, anche perché non avevo idea veramente di come si scrivesse, quindi... Brava, bravissima, bravissima. Grazie. Bene, Chiara Imperio, All Decathlon Contract. Allora, eccomi, mi si sente? Sentite? Sì, benissimo. Ok, dunque, questa è una poesiola ispirata alla prima poesia di Tone e la Rosa che abbiamo letto, e anche ispirata alla mia relazione con un bergamasco. Infatti il mio compagno mi ha aiutato a scriverla perché io non sono capace. Ma non ci credo. Ma no, abbiamo fatto il lavoro in due. Va bene, certo, la condivisione è un valore aggiunto. Esatto. Quindi, All Decathlon Contract. All te al se fermat. E quando sono con te, all te va via dolce. E me so perché te me capesset. E te me lasset i me esse. Ol me bicer de i, ma doma o calesi. E la mia gran passione, oltre che un lavorare, corregadre al balù. Questo è lui. E ora io. Ma le dite il char che senza il mio amor, come dice il Signor, la età è mia doma o laura e il balù. Che anche la Madonna e la tua bella donna ti dica di ascoltarla, e se il tempo al passa e il turno andrei mai più.
Perfetta, bellissima, bellissima, bravi, bravi. Bello, fatto un lavoro insieme, molto, 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 molto bello. Ragazzi, siete bravi, ma siete bravi tutti. Ma io non so veramente se tutto questo l'avreste potuto fare anche da soli. Perché davvero a questo punto io mi rendo conto che io sono servita a pochissimo, solo fare qualche risatina col tono e la resa, ma niente di più, perché voi siete bravi, ma bravi veramente. Complimenti a tutti quanti, davvero. Adesso, negli ultimi momenti, decidiamo una cosa. La prossima volta avremo Silverio Signorelli e Silverio Signorelli è colui che effettivamente dà dei giudizi, anche se sarà buono naturalmente. Voi, chi di voi ha voglia di farsi sentire da Silverio e chi invece preferisce farsi sentire dal Duca? Io, Michele C. Capaccioli, da chi vuole andare? Silverio? Sì, Va bene. e per me ecco, è molto 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 importante ricevere le correzioni, di modo che ecco, possa imparare ancora meglio. Certo. Le ho mandato una mail di modo che ecco, magari delle volte mettendo, cioè si può sbagliare o no nell'indirizzo di posta elettronica. Io le ho mandato una mail e niente, ecco. Perfetto, io gliela rimando corretta. Io invece vorrei chiedere di essere messa, se devo fare proprio questa performance, di essere messa il prossimo lunedì, non il prossimo lunedì, non il 23, non il 23 perché sono ad un matrimonio e non potrò partecipare. Perfetto, allora Chiara Interio va il 30. Ok, grazie. Quindi il prossimo è 23, lunedì. Sì, il mio numero preferito. Ok, perfetto. A me va bene il 23. Va bene, avanti. La preghiera merindiana. Antonio, S. Ci sono delle differenze fra il Duca e i Signorelli? Allora, io forse la volta che l'ho detto non c'eri, Chiara. Scusami, posso darti del tuo? No, non sei Giulia, ho detto. Vale, sì, comunque puoi darmi del tuo, puoi andarci del tuo, sì. Perfetto. Allora, Signorelli è effettivamente la persona che conosce il bergamasco, quindi può dare dei giudizi e può dire questa cosa è stata scritta bene, l'ha imparata bene, va bene, oppure può dire non ci siamo, e può dirlo perché è il massimo conoscitore della lingua bergamasca attualmente a Bergamo. Cioè, Signorelli è il giudice unico, un po' Dio a Bergamo. Ecco. Il Duca e il dottor Personeni sono delle personalità molto grandi, molto rappresentative, ma non necessariamente sono dei conoscitori della grammatica e della sintassi bergamasca. Quindi quello che non sfugge a Silverio Signorelli, a loro potrebbe sfuggire. Quindi chi non si sente sicurissimo, secondo me, scelga, ma sì, ma è lo stesso, è assolutamente la stessa cosa. Quindi dimmi Giulia, da chi vuoi andare tu? A questo punto tento la fortuna e vado da Signorelli. Brava. Faccio l'ardita. Perfetto. Aspetta, Giulia Rota, sì. Perfetto, grazie. C'è Tarcisio? Sì, ci sono. Io ci andrei il 23 perché il 30 sarò in Svizzera, quindi col cambio di fuso orario sarà un po' perfetto, difficile. Ottimo. Poi magari se sono, per esempio, la preghiera merindiana che a me piace da morire, io non so se riusciamo a leggergliela tutta, Silverio, magari ne leggiamo un pezzetto, perché le parti un po' lunghe sono più difficili da farci star dentro. Peccato, però stavo pensando una cosa, Piazza, mi sente? Piazza, perfettamente. Oh, bravo. Allora, chiedo una cosa. Dietro le quinte. Possiamo riunire questi lavori e metterli sul nostro giornale? Non lo so. No, qui non sa, lo devi dire lei, io non so cosa possiamo fare. No. Quante sono quale giornale?
quello dei bergamaschi nel mondo. Appunto, dico, se mettiamo tutti in vengono fuori 12 pagine. Non sento niente. Dico che potrebbero arrivare anche a 12 pagine. Potrebbero arrivare? C'è più? Tante pagine. Non lo so, proviamo. No, l'unica cosa è metterle, l'unica cosa che non costa niente è metterle tutte sul sito, dare il link che tutti se le possono guardare. No, mi piaceva di più vederle cartacceamente. La moda vecchia. Oramai. Ho capito, ma uno poi se le tiene le cose, se le guarda, se le tiene. Possiamo farlo magari in 2 numeri. È una questione soltanto di prezzo, ogni pagina costa. Io non riesco a capire niente di quello che lei mi dice, perché c'è un ritorno e non capisco una parola. Sto dicendo che costano le pagine. Madonna! Al disco costa! Ma che braccino corto, i bergamaschi nel mondo! Che tristezza! Dai, aspetta a me. Dai, proviamoci. Poi ci mettiamo d'accordo, vediamo come farla questa cosa, perché io vorrei averle tutte queste cose, anche perché è di soddisfazione, no? Pubblicare, dai, piazza. Su, va bravo. Non è che pago io, ragazzi. Ho capito, ma una volta, su, facciamo un testo. Bene, allora facciamo una bella proposta, mettiamola sulla GOP che è meglio. Non ho capito. Mettiamoli sul GOP. Mettiamoli anche sul, certo, assolutamente, ma ovviamente sul GOP possiamo metterle 1 o 2 alla volta, non possiamo metterle tutte, perché ovviamente il giornale non è quello, ma sui bergamaschi nel mondo, per dirci, non sta mai decidendo. Va bene. Va bene. Lei è connesso con 2 dispositivi contemporaneamente, perché se sì può essere quello la causa del... No, uno solo. È perché non la sento io, fa niente. Va bene. Posso fare una domanda? Certo. Ma si tratta di Signorelli detto Silli? Sì, esattamente lui. Ok, wow. Va bene. Ok, allora vediamo un po'. Tarcisio con chi vuole andare? Mi ha detto il 23 con Silverio, perfetto. Giusto. Poi la Romanella Rota, solo ottomana. C'è Romanella Rota? Non c'è. Va bene, decideremo noi. Simone Dominoni, con chi vuole andare? È uguale, decide lei. Così. Signorelli. Allora, eccola qua, Romanella Rota, lunedì, se sempre lunedì prossimo. 23 o lunedì 30? Non so. Me lo dirà Romanella Rota con chi vuole andare. Simone Dominoni abbiamo detto. Marisa Cavallari con Cordebal. Il 23 con Signorelli. Signorelli, perfetto. Allora, Marisa Cavallari. Posso aggiungere una cosa? Certo. Che ho notato in tutti i nostri elaborati, che chi più chi meno qualcuno ha raccontato fatti veri, vabbè, per me è una cosa ludica, quindi è un divertimento, ma nel divertimento c'era sempre molta tensione. Certo. E ho notato che tutti abbiamo cercato di sdrammatizzare dei momenti che sentiamo difficili raccontandoli in bergamasco. Questo vuol dire che il nostro bergamasco ci aiuta proprio a ridere, a sorridere sulle cose e prenderle con più leggerezza. Vero, questa cosa. Vero. Sono assolutamente d'accordo con lei, è un'osservazione splendida. Sono d'accordo con lei. Purtroppo questa cosa è stata male interpretata dai nostri media e tutte le volte che salta fuori che uno parla in bergamasco sembra che racconti delle stupidaggini o delle cose da far ridere anche quando non intende far ridere, e questo è sbagliato perché il bergamasco è una lingua serissima, pur riuscendo a sdrammatizzare. Però riesce a sdrammatizzare, certo, dei meno male, anche importanti. E meno male che è così. È un valore aggiunto. Ho tolto la prefazione, ma la prefazione era proprio, siccome è un momento in cui ho sempre molta tensione, cerco di raccontarlo in bergamasco
perché quando vado adesso in una competizione penso in bergamasco. Meraviglioso questo, ma bellissimo. Intanto sdrammatizzo quel momento di tensione. È bellissimo e io sono assolutamente d'accordo con lei, era un'osservazione che andava fatta e meno male che l'abbiamo fatta, che l'ha fatta. Grazie Brava, di averla condivisa. È vero. Condivido moltissimo quello che ha detto Marisa, infatti nella sua prefazione c'è. Il bergamasca mi fa dirti. Infatti, proprio così. Nadia Benedetti, c'est le cantù del Maker. Quando vuole andare? Uguale per me. Uguale. C'est le cantù del Maker non è lunghissima, quindi io direi che possiamo fare anche Giulia Rota, Tarcisio, Simone, sono troppo lunghe queste qua. La mia è corta, posso farlo il 23. Così 23, brava. Occupo poco posto. Infatti lei è Tiziana Caccianiga, la mettiamo il 23. Grazie. No, grazie a lei. Grazie, perché effettivamente queste che sono state andate tutte il 23 sono lunghette, magari non le leggeremo tutte, però anche leggerne un pezzettino diventa complicato perché sono proprio belle lunghe. Allora. Ascolti, io siccome non è mia la poesia, io sono Carla Caccianiga, non intendo mettermi nel senso che non è roba mia, ok? Perché no? Perché no? Nel senso che mi sembra che gli altri hanno prodotto cose egregie. Vabbè, ma lo diciamo? Non lo diciamo che non è sua. Lo diciamo. Va bene, allora d'accordo, quando vuole. Allora farei quando c'è il Duca. Ok. Allora, Carla Caccianiga. Perfetto. Allora, abbiamo messo a posto questi, Marisa Cavallari, Nadia Benedetti. Romanella Rota il 23. Romanella Rota, che è quella che ha scritto solo Ottomana. Esatto. Quella è bella lunga anche quella. Vabbè, ne facciamo un pezzettino, solo Ottomana. Facciamo Romanella Rota. Dobbiamo fare il 23 per la questione della connessione, perché siamo sicuri che l'abbiamo il 23. E anche Silvana il 23 ne leggerà solo un pezzettino. Perfetto, va bene. E io potrei passare al 30. Mauro Rota il 30. Perfetto. Ok. Allora, Tarcisio ce l'abbiamo, Romanella Rota ce l'abbiamo, Simone Dominoni ce l'abbiamo, Marisa Cavallari ce l'abbiamo. Quando sono? Sì. Nadia Benedetti ce l'abbiamo. No, Nadia Benedetti non ce l'ho, mi dica quando vuole andare. Quando volete. Va bene il 30? Sì, va bene. Grazie. Grazie a lei. Allora, Nadia Benedetti. Carla Caccianiga l'abbiamo già messo. Michele Capaccioli l'abbiamo messo, Mauro Rota l'abbiamo messo, Giulia Rota Oltone va benissimo, Giulia Rota è andata il 23 con Silverio, poi Tiziana Caccianiga a me Pader è andata perfettamente, vero? Ci sono. Sì, va il giorno 30? Va bene, il 23 abbiamo detto perché è corta. Ah, è vero, sì, eccola qua, c'è già. Valeria Generoso, Sita Olta, andiamo al 30? Dov'è? Scomparsa. Valeria Generoso c'è ancora? Sì, avevo chiuso le... Va bene il 30? 30, d'accordo. Va bene, allora. Grazie. A lei. Generoso. Poi Silvana Scandella abbiamo detto che va il 23. Gabriella Vinci quando vuole andare? Con Signorelli se possibile, non lo so, anche il 23 se c'è posto. È un problema di lunghezza, io posso scambiare, per me è indipendente 23 o 30, Oltone. Sì, però Giulia la tua non è lunga e non è corta, quindi va bene da tutte e due le parti.
Va bene, allora Gabriella Vinci va il 23 e Chiara Imperio, il Decathlon Contract, va bene il 30? Sì, grazie al 30 perché il 23 non ci sarò, grazie. Perfetto. Poi qualcuno, che adesso non mi ricordo più chi è perché è scomparso, ha detto vorrei leggere qualcosa dei pezzi che abbiamo inviato, quindi immagino del Tone e della Rosa. Chi è? Forse Antonio, che è scappato via per lavoro? Boh. Non lo so. Qualcuno mi ha detto, potrei leggere un pezzo di quelli che avete mandato? Immagino che sia del Tone e della Rosa, ma va bene, sì, è perfetto. Deve chiudere anche Simone, arrivederci Simone, a lunedì prossimo. Perfetto. Signori, io a questo punto direi che noi ci potremmo anche salutare. Mi dispiace che non saremo più noi soltanto, e sarà diverso, ma fa niente, perché io con voi sono stata veramente, veramente bene. Mi ha fatto tantissimo piacere conoscervi e mi spiace un po' che non ci vedremo più nello stesso modo, che poi, insomma, noi possiamo anche lasciarci andare a qualche battuta scherzosa, anche con loro, ma non così. Comunque, grazie ancora per la vostra presenza assidua, mi ha fatto un piacere immenso, basta, non ve lo dico più perché ve l'ho già detto. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei. Tante grazie. Grazie mille. Arrivederci. A lunedì prossimo. Arrivederci. Grazie. C'è una domanda stupida. Sì. Quando ero giù per Pasqua con i miei, dopo che abbiamo fatto il pranzo di Pasqua, io ho detto Ammayat e loro mi hanno corretto dicendo che si dice Ammamayat. Col ma? Perché? Sì, perché allora noi abbiamo noter ma, sempre. Abbiamo cantato noter ma cantat. Abbiamo mangiato noter ma mangiat. Invece tu come avevi detto ha mangiat? Ammayat, sì. Ah, no, perché la mayat, lui, ma me o mayat, note, allora, me o mayat o mangiat, tet mangiat o mayat, lui la mayat, noter ma mayat, oter i mayat, lur ia mayat. Perfetto, grazie mille. Prego. Wow. Mi dite per piacere quali sono le persone a cui devo rimandare corretto? Uno è Michele Capaccioli e l'altro? Sì. Gabriella Vinci. Capaccioli, perfetto, e Gabriella, perfetto. Ma la mia è la mia mail. Perfetto, sì, grazie. Prego. Grazie. Buona serata. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. A lunedì Buonasera a prossimo. tutti. Arrivederci. Arrivederci. A tutti, ciao. Ciao. Arrivederci, grazie. Ciao. Ciao Tiziana, ciao. Ciao Mauro. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.